voglio un buongiorno spalmatore napoletana come qualche di domenica, ma che presto proprio già c'è finito, faccio comunque già c'è finito. Allora, giornata veloce della domenica, calcolate che per me già è tardi, quindi già questa cosa qua già mi mette ansia e quindi non avendo tempo cosa userò il zoom, quindi sintetico, velocissimo, la metta, ecco qui, Derma Sharp, eccola qua, rasoio, eccola qua, baionetta, ultra veloce, ultra tranquillo. Allora, i puntini qua sul viso sono chiusi, ma questo è un punto solito. E parecchio tempo a questa parte che comunque quella parte là, certe volte anche se striscio soltanto le mani sopra, mi dà fastidio praticamente. Sento tipo come se fosse irritata. Se la mette sarà pessima, deve essere una bella mano perché da sto tempo non ci sta, ma c'ho 20 minuti solo per la mette che è ultra attaccata alla cartina, ecco qui, si è liberata. L'hanno cullata con l'attacco, già non mi sa c'era, hanno esagerato stavolta. Eccola qui, ecco qua, di primo pelo, nuova, appena scartata, porta pure i numeri di serie, stava mettendo addirittura. Ecco qua. Ho visto bene, ho visto male, ho visto. Portate a vedere, poi questo non conto. Ecco qua. No, stava nell'ansia proprio. Ma stava nell'ansia. Adesso voglio da sciacquare proprio perché vedo dei punti che proprio non mi piace. Pure come il caro peppone, c'è già una bella lavata su rasoio perché nonostante tutto sapone, principe de gustis. Eccolo qui, vado a prelevare, o meglio cerco. Cosa dire il sapone a una pasta, diciamo, medio dura, nel senso che non è proprio un marmo, però è tosto come pasta, quindi il pennello un po' eccessivo per il tipo di vaschetto, qua sappi che sta qua soltanto 3 anni fermo, quindi ci danno, cioè, è una poca. Ecco qui. Si sprutola sul sapone, eccolo qua. Sta andando proprio di frettissima, devo uscire a mezzogiorno e già sta andando la macchina, praticamente. Sta mettendo già la macchina in moto, da questo momento. Ancora ma c'è così, ancora niente. Dopo barba preferisco, quando fa caldo così, cioè il pre-barba, scusate, preferisco non usarlo, perché tante volte il pre-barba col caldo, pori aperti, e fa papafa. Qua non è che fa cavolo, fa, ci stanno tasse umidità in Veneto che si respira acqua, praticamente sta in apnea. Aggiungo un altro po' d'acqua.
acquetta. Vado a dare ancora altre 2 goccine. Penso che può bastare, no? È bello che è montato. Devo dare dopo, magari quando torno, una bella pulitina a questo rasoio, perché sono punti che allora prima che ci combiniamo sta è un'ata delicatissimo, questo è delicatissimo, devo dire, questo rasoio, ma ve l'ho detto già un sacco di volte, è un rasoio che ho dimenticato di mostrarvi una cosa prima di cominciare la rasatura, a parte che sotto, come vedete, c'è ancora residuo di qualche puntino fatto la volta scorsa, venerdì sera, quando ho fatto la barba. Allora, come avete potuto ben vedere nel tempo di venerdì sera a oggi, poi siamo a domenica mattina, saranno le 11:15, 11:20 circa, la barba è bella che è cresciuta e avendo fatto diverse passate con l'R41, dove di per sé si giunge allora io non vado alla ricerca, ve lo dico, del BBS come vi ho detto sempre, perché la trovo una cosa stressante per la pelle. Scusate un attimo, sciacquo il viso. Perché a barbo devi fare tutto il BBS come volete voi, A barba è scenata a voto, il tempo di giorno, un giorno e mezzo, a barba è scenata a voto, quindi è inutile che andate a cercare su BBS, perché la barba vi spunta di nuovo fuori. Per fare una barba, diciamo che è lo stesso, poi vi verrà fuori, si deve usare il vecchio sistema panno caldo, preparazione del viso bello, con lentezza, con tranquillità e tutto il resto magari riuscite a tenere, ma la barba il tempo di un giorno e qualcosa, ve la trovate di nuovo fuori, uguale. Quindi andare a stressare la pelle è una cosa che secondo me, secondo me converrete anche voi con questa cosa che non è una cosa buona. Già ora il solo passaggio così, che secondo me sarebbe meglio per me evitare, già
per un po' di giorni almeno, già è una cosa che la sento, ma non è che la sento solo adesso, su quel punto la sento, è da tempo che la sento che mi infastidisce proprio quando passo il rasoio. Soprattutto quando vado ad usare rasoi tipo mano libera, scialette, cose varie che vanno, o rasoi belli aggressivi come l'R41, come il Farip e tutte queste storie qua, perché sono rasoi che si fanno sentire. Questo De Curtis è fantastico, è inutile che vi dica. È un sapone che costa, certo costa, però devo dire la verità, è un bel sapone veramente. Mamma mia. Vedo se c'è qualcosa da andare a ritoccare. Questo rasoio è fantastico, sulle giornaliere proprio, è un bel rasoio proprio. È un bel rasoio. Alla sua esposizione. Allora, fammi controllare sta parte qua, è brutto che usciamo fuori. Ecco qui. Come vado a concludere questa bella rasatura? La vado a concludere con questo, dato che col Floyd, dato che sto comunque delle note floreali, gelsomino e cose varie, allora credo che un bel calcato con qualche nota di floreale, un bel Floyd, non guasti assolutamente. Poi grazie alla sua leggerezza da quella cosa di che se levo subito perché però poi metto un profumo e va in contrasto Bulgari Parfum e quindi papam, ma poi copre Bulgari Parfum copre. Quindi voglio vi saluto, ci vediamo la prossima volta, mi raccomando iscriviti al canale, mettete un bel mi piace e vai a sbarbare pure oggi, lo so che magari è stata veloce, è stata non si è capito un cazzo, però va bene uguale, vai a sbarbare pure oggi. Voglio ci vediamo la prossima volta con la già ho in mente più o meno cosa usare, ci vediamo mercoledì casomai con la rasatura da banco, va bene? Ci vediamo, buona domenica, buon proseguimento, buon pranzo, buon tutto. E mo, ciao, iscriviti al canale, mettete mi piace, mi raccomando.